Nuova udienza del processo BPV, a sorpresa si presenta anche l'ex presidente Gianni Zonin. Sono convinto, dice, che emergerà la verità, il consiglio di amministrazione non ha colpi. 18enne tunisino residente della Marca trevigiana espulso per terrorismo con decreto del Viminale, faceva proselitismo sul web e secondo l'intelligence era pronto a sacrificarsi per Allah. Tranne in Alpago, terra e rocce inarrestabili, oggi nuovo sopralluogo di tecnici e geologi e la conferma, situazione irreversibile per i residenti, nemmeno il tempo di tornare nelle case per recuperare ciò che è rimasto dentro. Continuano a preoccupare i livelli idrometrici sui fiumi per le abbondanti piogge di questi giorni, la situazione più complessa nel bacino Basso Brenta-Bacchiglione, preallarme diramato dalla regione. Un altro nulla di fatto a Roma, il braccio di ferro lega Movimento 5 Stelle ormai al limite, il presidente Zaia, anche la pazienza ha un limite. Elezioni amministrative, inizia il nostro viaggio tra i 7 candidati nell'unico capoluogo di provincia alle urne Rovigo, un voto anticipato dopo la caduta del sindaco Bergamilla. Da odiato hub dei migranti a location per una coproduzione internazionale affidata al regista italiano Luca Guadagnino, il futuro dell'ex base militare di Bagnoli di Sopra. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben trovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque in primo piano l'udienza odierna in aula bunker a Mestre del processo per la Banca Popolare di Vicenza e in aula bunker si presenta a sorpresa l'ex presidente di BPV Gianni Zonin e parla anche a margine durante l'udienza. Sentiamo. Siamo qui perché la verità venga a galla e questo è l'impegno di tutti, dagli avvocati e da tutti quelli che sono qua. E lui, Gianni Zonin, è comparso a sorpresa in aula bunker a Mestre, dove si sta celebrando il processo per il crack della Popolare di Vicenza, per dire la sua di verità. In un'aula semideserta, seduto in prima fila a fianco ai suoi legali, ha ribadito ai giudici e ai microfoni quanto da sempre sostenuto sulle cosiddette operazioni baciate. Riconfermo, se vogliamo 1000 anni, per 1000 anni lo riconfermo. Cioè dice che delle baciate non sapeva niente? La consiglio di amministrazione no. Di tutt'altro avviso le deposizioni in aula Mestre di 2 funzionari che in mattinata sono stati chiamati proprio a spiegare il fenomeno dei cosiddetti finanziamenti baciati. Entrambi i testi hanno confermato quello che doveva emergere dall'istruttore dibattimentale, cioè l'esistenza di queste operazioni baciate da parte della banca nei confronti di alcuni soggetti. Operazioni baciate che, ricordiamo, rappresentano il cuore dell'indagine avviata dalla Guardia di Finanza nel settembre del 2015 e coordinata dai 2 sostituti procuratori del Tribunale di Vicenza, Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori. Certo, ha colto di sorpresa l'arrivo in aula proprio in questo frangente di Zonin. Era una presenza importante anche il fatto che ci fossero dei testimoni di rilievo e la domanda nostra è come mai proprio oggi è comparso il dottor Zonin. Confermata intanto la notizia che il processo al momento non tornerà a Palazzo di Giustizia a Vicenza, ma rimarrà anche per le prossime udienze fino a dicembre saldamente in terra mestrina. E adesso dalla Marca trevigiana con l'espulsione di un ragazzo, pensate, di appena 18 anni, un ragazzo tunisino, l'accusa è pesantissima, terrorismo. Aveva pubblicamente manifestato il desiderio di sacrificarsi in nome di Allah e della moschea di Gerusalemme, un 19enne tunisino residente nella Marca trevigiana sbarcato ieri pomeriggio alle 14:50 all'aeroporto Marco Polo di Venezia, provenienza Tunisi, è stato fermato dalla polizia di frontiera aerea e rimpatriato di lì a poche ore in base a un provvedimento emesso dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per motivi di sicurezza dello Stato e pericolo terrorismo. Sul suo profilo Facebook postava commenti di aperta adesione alla Jihad, la guerra santa, lodava il martirio e i mujahideen morti in combattimento, pubblicava messaggi antisemiti. Era stata questa attività di proselitismo via web a dare il via alle indagini della Digos e dell'intelligence antiterrorismo, che aveva portato lo scorso 25 gennaio il ministro Salvini a firmare a suo carico un provvedimento di allontanamento e il contestuale decreto di revoca della carta di soggiorno disposto dal questore di Treviso Vito Montaruli. Il 19enne si recava spesso a Tunisi, le sue idee e la sua vicinanza agli ambienti dell'estremismo islamico gli sono costati ieri lo stop e l'immediato viaggio di ritorno in patria. 39 da inizio anno le espulsioni e gli allontanamenti dal territorio italiano, 402 dal 2015, anno in cui, con le stragi di Parigi e la tragedia del Bataclan, il terrorismo islamico irruppe con violenza estrema anche in Europa.
E allora la frana in Alpago, ci sono novità di oggi, allora ci colleghiamo con i nostri inviati Daniela Sizzia e Paolo Bottero. Daniela, allora facci il quadro della situazione di oggi che a quanto pare non è tranquillo. Buonasera Nicola, buonasera telespettatori. Sì, questa sarà davvero una nottata lunghissima per i residenti di Ischio Caz. La frana si sta muovendo sempre più veloce, soprattutto si sono registrate nuove profonde crepe già da questa mattina e proprio nel pomeriggio sono arrivati qua gli addetti di una ditta che sta monitorando la situazione, il geologo Luca Salti che quando è arrivato a valle ci ha spiegato che la situazione è davvero di emergenza. Sentite le sue parole. Che cosa avete trovato? Sì, abbiamo riperlustrato tutta la frattura che fa da perimetro alla frana e è in assoluta espansione, perché c'erano punti che ieri in giornata erano ancora abbastanza chiusi, che oggi invece hanno approfondito il loro spessore di 2 metri, anche 1,5 metri, 2, quindi è assolutamente dinamica. Il rischio è sempre più alto che questa frana possa scendere e colpire il borgo? Sì, questo ogni giorno che passa chiaramente si ha un'esposizione maggiore, perché è un grossissimo mammellone, ribadisco, di 5.000 metri cubi più o meno, che sta gravando e che ha una deformazione enorme. Non azzardo a dire che veramente sta sfidando le leggi della gravità di Newton, perché con questi spostamenti in spazi così si fa fatica quasi a dire che sia ancora su. Manca davvero poco, nel senso che se comincia a piovere la situazione potrebbe veramente collassare del tutto. Sì, perché abbiamo ribadito più volte, può subire degli assestamenti verso destra oppure può avere delle spaccature degli spanciamenti che poi collassano, quindi è molto molto rischiosa. Borgo sempre più a rischio ormai. Sì, questo purtroppo in una situazione così non si può che confermare. Dunque avete sentito le parole del geologo, noi siamo qua in compagnia del signor Francesco che è un residente di Ischio Caz, situazione davvero ormai a rischio e critica. Proprio critica, perché ci sono sempre dei movimenti strani là, e speriamo che si decida almeno a venire giù, così siamo fuori del pensiero, perché stiamo vivendo un incubo. Ogni notte mi sveglio, non dormo neanche in pratica, poco. Mi svegli, la mia casa è su, è andata giù, almeno ci lasciassero andare a prendere un po' di roba, perché non abbiamo preso quasi niente, un paio di pantaloni. Purtroppo adesso la situazione essendo così critica sarà difficile. Sarà sempre più difficile, ma abbiamo detto tutto in pratica, quindi noi siamo ancora fortunati che abbiamo una seconda casa in pratica. Altri invece cittadini no. Della suocera nostra. Altri cittadini sono in albergo, devono trovarsi una casa in affitto, no? Ma è difficile anche trovare una casa, perché le trovi ma sono senza mobili, senza niente dentro, quindi... Insomma, la situazione è davvero critica e purtroppo è bruttissimo per i residenti che, come avete sentito il signor Francesco, non riescono neanche a dormire di notte. Questa mattina noi siamo andati di nuovo nel piccolo borgo, siamo andati anche a vedere i tiranti che in realtà stavano tenendo, ma il problema sono proprio queste crepe che si sono create, quindi andiamo a vedere il nostro reportage nel piccolo borgo. Ormai sono trascorsi una decina di giorni dai primi movimenti della frana di Ischio Caz. La pioggia delle ultime ore ha peggiorato la situazione. La provinciale 5 Dira è stata completamente sommersa da fango e grossi massi. I tiranti, ci dicono però gli esperti, stanno tenendo. Allora, ci troviamo dalla parte opposta della frana, siamo a pochi metri, ovviamente siamo in un posto sicuro, questo è il muro di contenimento e questi sono i tiranti che rafforzano il muro stesso e che garantiscono per il momento che la frana non arrivi fino al borgo. Ci spostiamo di qualche metro dalla parte opposta. Lo vedete, siamo dalla parte opposta della frana, qui si possono vedere meglio le rocce e il fango che sono caduti, che sono proprio a ridosso del guardrail. Ci sono lì, consigliere, ci sono 3 tavole, come mai? Ma 3 tavole sono le sentinelle, abbiamo avuto modo di metterle
in modo così istantaneo, anche per verificare il spostamento della parte franosa. Quindi con quelle 3 tavole riuscite a vedere se si muove? Abbiamo messo prima una, quindi si è piegata, abbiamo messo la seconda, si è piegata ancora di più, abbiamo messo la terza e abbiamo avuto la certezza di questo spostamento franoso che si è spostato sicuramente di 3 metri. Pochi metri più avanti si può vedere un altro smottamento, fortunatamente lontano dal borgo. Anche in questo caso la parete sta collassando ed i cittadini continuano ad arrivare ad ogni ora per dare da mangiare agli animali e per vedere come si evolve la situazione. Ora ci si aspetta la giornata di domani, i cittadini erano ansiosi di poter entrare nelle case per poter prendere qualcosa, magari con il supporto dei vigili del fuoco. Purtroppo oggi il geologo ha dato proprio il no, assolutamente, è troppo pericoloso ormai avvicinarsi al borgo, e abbiamo sentito il sindaco che è venuto proprio qua subito dopo il sopralluogo del geologo e abbiamo parlato con lui. Si pensava di poter fare entrare i cittadini, a questo punto non è possibile? Sicuramente da quello che mi dice il tecnico geologo domani no, aspettiamo, vediamo, c'è una piccola prospettiva di 2 giornate di non pioggia e quindi vediamo cosa succede. Di certo il discorso è sempre quello, innanzitutto la sicurezza, poi dopo è chiaro che se ci sono altre esigenze cercheremo di risolverle, però non possiamo rischiare la vita di persone né di chi ci aiuta né degli abitanti del luogo. Voi intanto state comunque lavorando per aiutare questi cittadini? Assolutamente, anche oggi abbiamo avuto alcuni incontri, abbiamo fatto assieme al proprietario dell'azienda che c'è qui delle visite su altri capannoni per capire se è possibile trovare una dislocazione diversa. Lo stesso abbiamo fatto come famiglie, alcune hanno già trovato e deciso la loro soluzione, che tutti auspicano sia momentanea ma che comunque orientativamente noi andremo sull'anno di affitto e poi vediamo cosa succede. E quindi sì, ci stiamo operando anche per le utenze, per capire come poter sospendere sia i tributi da pagare sia eventualmente le quote per quanto riguarda acqua, luce e cose di questo genere. Prima di chiudere, signor Facci, che cosa si aspetta ora lei? Mi aspetto di andare a prendere almeno qualcosa perché c'è tutto dentro. No. Tutta la sua vita è lì? Sì, tutta la mia vita è lì, sì. Io ho 41 anni che sono ritornato a abitare qua, sono nato qua. E almeno prendere qualcosa che ci serve perché non abbiamo niente. Purtroppo, come vi ho detto, questa sarà davvero una nottata lunghissima e da Schiucazzo è veramente tutto. La linea allo studio. Grazie a Daniela Sizzini e Paolo Bottero per il loro reportage anche oggi in viaggio nel borgo che aspetta ormai la frana. E nel frattempo c'è una allerta, un preallarme da parte della regione che riguarda però invece i fiumi, perché continuano a preoccupare anche i livelli idrometrici sostenuti su vari corsi d'acqua a causa delle abbondanti piogge di questi giorni, e fino alle 16 di domani c'è un stato di preallarme nella situazione più complessa, cioè quella del bacino Basso Brenta-Bacchiglione, che interessa le province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso. Adesso invece la politica e ancora una volta il braccio di ferro, Lega Movimento 5 Stelle, il tema è ormai quello consueto di questa odissea, lo stallo sull'autonomia. Se l'iter dell'autonomia del Veneto fosse un romanzo o un film, probabilmente non sarebbe un thriller, perché oramai, soprattutto visto dal versante Lega, il copione in Consiglio dei Ministri pare ripetersi quasi sempre uguale e senza colpi di scena, se non la crescente tensione che oramai sul tema pare contraddistinguere il rapporto tra i 2 alleati di governo ad ogni rinvio. Questo governo è bene che si attivi per darci subito l'autonomia. Il progetto c'è, abbiamo fatto tutti i compiti per casa, non posso più accettare che dai 5 Stelle arrivano frasi come ci saranno cittadini di serie A, di serie B, quello che c'è scritto non va bene, perché allora se è così ci dicano nero su bianco qual è la loro idea di autonomia. Secondo il sottosegretario pentastellato alla pubblica amministrazione Mattia Fantinati, è invece il Movimento 5 Stelle che farà un'autonomia che i cittadini attendono da 30 anni, mentre la Lega, che allora governava con Berlusconi, faceva solo chiacchiere.
Se la riforma non si fa bene, conclude Fantinati, scatenerà solo caos, duplicazioni di competenze, di centri di decisione e di spesa, mentre a pagare saranno i cittadini. Particolarmente duro il deputato veneto Roberto Caon di Forza Italia, per il quale il solo modo per ottenere l'autonomia è togliere la fiducia a un governo che ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio di non voler arrivare a questo risultato. Questo dovrebbero fare, ha concluso, deputati e senatori veneti di ogni colore politico. Certo è che l'attesa, perlomeno vista dal Veneto, inizia ad apparire troppo lunga. Battiston, un naturalista francese, diceva che la pazienza è la virtù dell'intelligenza. Però è pur vero che poi a un certo punto finisce la pazienza. È vero che questo anno, il 2019, nel bene o nel male, sarà segnato dall'autonomia. Se qualcuno ancora non ha capito che direzione ha preso la storia, lo capirà dal popolo, dalle piazze, da tutti. Il 26 maggio non solo le elezioni europee, come ben sappiamo, ma anche le elezioni amministrative, e in Veneto c'è un solo capoluogo di provincia al voto ed è Rovigo, tra l'altro un voto anticipato, vista la caduta del sindaco Massimo Bergamini. Iniziamo oggi un viaggio tra i 7 candidati alla corsa sindaco di Rovigo e cominciamo con Edoardo Gaffeo, Monica Gambardella e Mattia Maniezzo. Rovigo si prepara alle prossime elezioni amministrative con una campagna elettorale che non si è risparmiata su alcun tema, una tornata che ha segnato il ritorno del centro-sinistra unito con il nome di Edoardo Gaffeo, 51enne professore di economia politica. Il programma punta a mettere il sociale in primo piano con i servizi alla persona. Potenziare quanto più possibile il tema della domiciliarità e il potenziamento in generale dei servizi alla persona che in questo comune sono stati pesantemente depotenziati nel corso degli ultimi anni. Il nostro sforzo è orientato a riguadagnare un ruolo alla partecipazione da parte delle associazioni, da parte dei gruppi organizzati di cittadini, in un dialogo continuo con la pubblica amministrazione che non deve essere vista come un interlocutore lontano, ma come un interlocutore che sia effettivamente in grado di attivare progettualità comuni e soprattutto innovazione, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista tecnologico. Per il dopo Bergamin, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Civiche di centrodestra hanno invece scelto Monica Gambardella, responsabile della protezione civile del Polesine. Sicurezza, qualità e lavoro, i temi al centro del programma. La sicurezza è trasversale perché riguarda tantissimi ambiti della nostra vita, c'è la sicurezza stradale, la sicurezza ambientale, la sicurezza legata alla salute, la sicurezza di vivere nel nostro territorio sicuro dai rischi ambientali, dai rischi idrogeologici. E quindi diciamo una considerazione di base che bisogna fare, però con la qualità, con la riqualificazione di quello che abbiamo, con il riconoscimento delle nostre eccellenze, con una buona qualità del vivere e un benessere recuperato che sembra un po' perso. Quindi concludiamo col concetto di lavoro che è la base della dignità umana e che consente di vivere bene, di avere una casa. Il Movimento 5 Stelle Rodigino punta invece su Mattia Maniezzo, vigile del fuoco. I pentastellati erano riusciti a conquistare 2 seggi in Consiglio Comunale nel 2015, ora puntano invece alla poltrona di sindaco con una campagna elettorale che parte dall'ambiente. Bisogna proprio partire dall'idea di città, c'è da ricostruire tutto Rovigo, a parte la viabilità e le strade che sappiamo che sono un problema ormai cronico della nostra comunità, ma dobbiamo ripensare l'ambiente perché abbiamo la seconda area peggiore in Italia dopo Torino, dobbiamo pensarla come un'infrastruttura della salute, dobbiamo ripensare i rifiuti, che abbiamo un sistema di rifiuti a dir poco arcaico, dobbiamo ripensare l'energia, considerate che il Comune di Rovigo non ha un piano energetico, dobbiamo soprattutto ripensare il lavoro perché la nostra provincia ha perso negli ultimi 10 anni circa 4.000 posti di lavoro, ma comunque analizzando i dati di Veneto Lavoro ci sono delle eccellenze, ci sono dei dati in controtendenza. Gli altri 4 candidati li vedremo nei prossimi 2 giorni. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Eccoci in studio in diretta, ve l'avevamo anticipato già ieri, il futuro dell'ex base militare di Bagnoli di Sopra, simbolo a lungo della gestione, delle polemiche sulla gestione dei migranti, il futuro prossimo è quello di diventare un set cinematografico.
Da centro di accoglienza per i migranti a set cinematografico, il destino dell'ex base militare di San Siro a Bagnoli di Sopra si è completamente ribaltata. Prima simbolo di una mala gestione dei profughi stipati in sovrannumero nelle vecchie stanze dell'ex area statunitense. Ora quegli alloggi verranno sistemati e utilizzati per una serie TV diretta dal premio Oscar a Luca Guadagnino, prodotta dall'americana HBO e da Sky. Finalmente abbiamo portato nel territorio una realizzazione di un qualcosa che andrà a livello internazionale, proprio per dare lustro al nostro paese, che ne abbiamo effettivamente molto bisogno. Quindi da un hub, un centro di malagestione, ecco, a una ingerenza statale forte, invece a una ripresa della nostra realtà e anche ripresa delle nostre immagini. Le riprese inizieranno tra un paio di settimane. Impossibile riprendere i lavori che sono in corso per sistemare l'area. Tutto è top secret, ma qualche dettaglio sulla trama della miniserie è trapelato. La storia racconterà di due adolescenti americani in una base militare in Italia. Tutti credono sia una coppia, ma in realtà il ragazzo di 14 anni avrà una relazione romantica con un soldato più grande. Gli attori, come dichiarato dal regista Guadagnino, saranno americani ma anche italiani. Ci sarà un insegnante per fare imparare il dialetto veneto. La notizia che la base sarebbe diventata presto un set cinematografico di respiro internazionale circolava da tempo in paese, dove erano stati avvistati lunghi sopralluoghi. Ora la conferma: l'arrivo di truppe e cast per il piccolo comune della Bassa Padovana, segnato dall'esperienza dell'hub per migranti, darà respiro all'economia del territorio. La prima cosa di assunzioni di personale proprio per realizzare i lavori necessari alla produzione del film, ma poi anche l'indotto d'immagine dei nostri prodotti agricoli, del nostro vino friularo che verrà portato e veramente data immagine a livello mondiale, ma anche del nostro territorio, la valorizzazione turistica monumentale del nostro territorio. Allora su questa notizia sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Là dove c'era l'inferno dei migranti, uno degli hub più affollati del Veneto, Bagnoli di Sopra, l'ex base militare dove molti media hanno insistito raffigurando scene di migranti che entravano ed uscivano, anche molta tensione nei paesi limitrofi, là il cinema farà rinascere una zona ovviamente degradata dopo tutto quello che è accaduto. Questa ex base militare sarà il set di una fiction televisiva, produzione americana e italiana, con grandi attori, con l'impiego di maestranze venete, con attori, registi, comparse, con il regista Luca Guadagnino, che è uno dei più acclamati registi italiani all'estero, ha firmato Suspiria recentemente, molti altri film di altissimo livello. Quale migliore occasione per un piccolo paese per risorgere dalle sue ceneri, perché diciamo la verità, Bagnoli di Sopra e il sindaco Roberto Milan in prima persona sono stati vittime in questi anni della tragedia dell'immigrazione. Di tragedia si è trattato e si tratta ancora, soprattutto per coloro che vivono all'interno degli hub, ma anche per le popolazioni vicine, con le tensioni, le preoccupazioni, l'insicurezza crescente, i disagi per una comunità che, come è successo a Cona, come è successo ad Agna, ha dovuto far fronte a questa emergenza che per fortuna è finita. E allora arriva il cinema e fa rinascere questa area, una produzione che costruirà un parco giochi per i bambini, che rimetterà a posto tutto, che trasformerà questo ghetto in un parco meraviglioso che poi lascerà alla cittadinanza a spese della produzione cinematografica. Questo è l'apporto che il cinema in questa regione può dare d'ora in poi, proprio un impulso non soltanto per l'economia, ma per tutta la popolazione che potrà beneficiarne, e anche dal punto di vista dell'immagine, perché una fiction che andrà sulle grandi reti, sulle grandi piattaforme della rete avrà una visibilità enorme e potrà godere dei vantaggi che altre località hanno ricevuto in queste stesse circostanze. Quindi complimenti al sindaco Roberto Milan per il coraggio che ha avuto nel far arrivare il cinema all'interno di un hub. È la prima volta che succede nel nostro paese.
Siamo in chiusura, Sergio Bernato di Fratelli d'Italia e Antonio Pierulli del Popolo delle Partite IVA saranno ospiti di Ferdinando Varino a 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Non si placa il brutto tempo sulle nostre regioni, ci attende un'altra giornata in ostaggio di una spiccata instabilità. Ma vediamo il dettaglio di mercoledì 22 maggio. Sul Veneto andrà meglio al mattino con più sole, dal pomeriggio però aumenterà la nuvolosità con l'arrivo di qualche rovescio, meno probabile tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime in aumento comprese invece tra 18 e 22 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche pausa asciutta e soleggiata nella prima parte della giornata, a seguire però avremo precipitazioni piuttosto frequenti, in esaurimento comunque entro la nottata. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 21 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige con temporali un po' ovunque, ma col passare delle ore andrà un po' meglio e il tempo risulterà più asciutto. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime in aumento comprese tra 24 e 25 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.